Buongiorno ragazzi. Allora, ricettina da sballino. Una ricettina molto simpatica. Avete visto nel titolo penne affumicate o penne fumé, non lo so quello che andrò a mettere. Allora, in realtà non è che dovete utilizzare gli strumenti di MasterChef, perché comunque tutti quanti noi, cuochi o non cuochi, amatoriale e tutto, seguiamo, ci piace guardare MasterChef perché è un programma comunque bellissimo e tutti quanti noi sogniamo sempre di andarci, quindi magari con le loro situazioni noi andiamo a prendere questi strumenti che servono in cucina, però comunque in questo caso qua, come voi vedete, fumé affumicato, non andremo a utilizzare nessun tipo di strumento per l'affumicatura, ma bensì andremo a utilizzare dei prodotti che sono già affumicati e quindi in automatico fuoriesce una pennetta. Io consiglierei le pennette, però potete mettere qualsiasi tipo di pasta con un gusto talmente buono che riuscirete praticamente a impazzire, a sentire questo odore, questo profumo che fuoriesce proprio da tutte le parti, nella pasta, nel sughetto che andiamo a preparare. Quindi andiamo a vedere, gli ingredienti sono da veramente pochissimi, ma spaccano. E andiamo a vedere che cosa ci vuole per realizzare questo piatto. Per realizzare questo piatto basta pochissimo basilico, perché il basilico praticamente aumenta di più l'effetto affumicatura, combacia molto bene con i prodotti affumicati, però attenzione, perché il basilico può anche trasformarlo in un piatto amaro. Quindi in questo caso la quantità di basilico deve essere veramente molto poca per fare saltare il gusto dell'affumicato. Vabbè, un po' di burro che servirà per cuocere un po' per cuocere lo speck. Lo speck di per sé è già affumicato e quindi è consigliabile lo speck oppure il prosciutto cotto affumicato, esiste. Siccome voi in Italia avete la possibilità del macellaio oppure del salumiere, vi consiglierei di prendere delle fette un po' più spesse, quindi magari quando andate a chiedere lo speck prendete 2-3 fettine però che sono molto più spesse, perché mettendo questo speck a dadini un po' più consistenti e migliora logicamente il piatto. Io purtroppo a Parigi devo accontentarmi di queste, che già 2 ieri me ne sono prese. Provola affumicata. Quindi la provola affumicata servirà per creare il sugo affumicato. Il sugo affumicato lo utilizzeremo creando la crème fraîche, che rappresenterebbe la panna da cucina. Non prendete la solida, ma bensì la liquida. E quindi andremo a fare a sciogliere la nostra provola nella panna, e quindi assumerà questo gusto affumicato, dove andremo ad aggiungere anche un po' di sale che dà la botta e il basilico che aumenta ancora di più il gusto dell'affumicato. Quindi in realtà questo qui è il procedimento più importante per rendere tutto il piatto, però comunque il piatto si insaporisce anche con l'affumicatura dello speck, che già di per sé naturalmente quando viene elaborato è praticamente affumicato. Allora, io consiglierei sempre le penne, però comunque potete mettere tortiglioni, potete mettere il formato di pasta, quello che più vi piace, però comunque sempre la pasta corta. Non prendete pasta lunga perché non va bene, prendete la pasta corta che è molto più interessante. Quindi iniziamo il procedimento per creare il nostro sughetto, che è quello là che ci procura un po' più di fastidi. Allora, per creare quindi questa fonduta, possiamo chiamarla fonduta alla provola,
Vi devo spiegare una cosa sulla fonduta. La fonduta non va mai fatta sul fuoco vivo, semplicemente a bagnomaria, cioè che voi mettete l'acqua all'interno di una pentola, la mandate in ebollizione, l'acqua riscalda praticamente l'altra piccola padellina e quindi si crea un calore omogeneo senza un calore diretto della fiamma. Perché se utilizzate il calore diretto della fiamma vi può venire anche bene se siete delle persone esperte, ma se non siete delle persone esperte, il calore diretto della fiamma può stracciare praticamente la vostra fonduta. Stracciare significa che invece di divenire cremosa può divenire granulosa, però non è neanche questo il problema, perché per evitare questa situazione qua, oppure farla ritornare cremosa nel caso che si strappasse, potete aggiungere semplicemente un po' di acqua calda nel frullatore o un frullatore a immersione e ritorna tutta alla normalità. Però noi cerchiamo di evitare ulteriori sporchi, ulteriori fastidi, e quindi andiamo a fare un bagnomaria. Attenzione che anche quando si fa il bagnomaria dovete essere sempre coerenti, cioè la fonduta non deve arrivare mai e poi mai all'ebollizione, perché se arriva all'ebollizione la crema si rischia di stracciarla. E anche un'altra cosa che è molto importante: non dovete mai grattugiare il materiale che voi andate a mettere nella fonduta, perché nella fonduta noi in questo caso la facciamo alla provola, però normalmente voi potete mettere per esempio potete farla diventare una fonduta al parmigiano, una fonduta per la pasta ai 4 formaggi, quindi con formaggi differenti, una fonduta al romano. Quindi diciamo a seconda del formaggio che voi andate a mettere, così si crea poi il sapore della fonduta. Quindi noi in questo caso qui andremo ad utilizzare la provola, quindi diviene una fonduta alla provola. Questa fonduta servirà proprio per creare il sugo della pasta. Quindi quando voi mettete i formaggi non dovete mai tagliarli o non dovete mai grattugiarli, mai. Dovete solo semplicemente tagliarli a pezzi un po' più grandi. Poi non fa niente che voi non li andate a utilizzare poi nella pasta, potete anche utilizzarli, però comunque serve solo per fare in modo che la salsa diviene al gusto di provola. Ok? Quindi adesso andremo a tagliare a pezzi la nostra provoletta. Vedete, ne ho messe poche, in poca quantità, e quindi per la fonduta non servono eccessive quantità. Il rapporto formaggio e crème fraîche, quindi panna, deve essere sempre più panna che formaggio, perché altrimenti si rischia di strapparla. Ok? Quindi adesso noi andremo a mettere l'acqua nella pentola. Non ne mettete molto perché dovete calcolare, vedete che la pentolina galleggi. Ok? Allora, quindi accendiamo il fuoco e mettiamo già a fiamma un pochettino più alta per fare in modo che l'acqua si riscalda un po' prima, però dopo dobbiamo abbassare totalmente e dobbiamo fare in modo che il formaggio si scioglie, quindi non dobbiamo essere aggressivi con la fiamma, e quindi perciò che vi ho detto che quando si fa una fonduta purtroppo ci vuole un po' più di tempo, quindi è questo diciamo il tempo che più grande che voi andate ad utilizzare, perché è la fonduta che dovete creare, quindi richiede un po' più di tempo. Allora, come vedete nel fondo ho aggiunto un po' di pepe prima di inserire la crème fraîche, la panna, perché adesso lo facciamo tostare con il calore e lui dà ancora più di aroma.
Quindi fatelo tostare un po' con il calore che si crea a bagnomaria e poi incominciate a introdurre la panna. Voilà, come vedete non ne ho messo molto di provola. Adesso andiamo a mettere la nostra panna tutta. Non importa la marca della panna, però comunque io consiglierei sempre di utilizzare prodotti che sono buoni, che se prendete quelli di qualità, perché già quelli di qualità e fanno schifo, quindi figuriamoci quelli là meno di qualità. Anche girare un po'. Aggiungiamo un po' di sale, ma giusto un poco, anche se la provola di per sé è già salata, però questo poco di sale contribuisce a rafforzare il gusto della provola. Adesso possiamo già inserire tutta la provola. Come vedete l'ho fatta a pezzi così, non fa niente che dopo la buttiamo perché non la utilizziamo, però comunque la potremo anche inserire nella pasta. Già andrebbe bene, però comunque qualche pezzo lo mangiamo noi. Adesso lasciatela là, lasciatela lavorare. La provola si scioglie e dà il completo gusto alla panna. Qui andremo a cuocere la pasta. Adesso però prima di cuocere la nostra pasta andremo con una grande padella dove poi andremo a cuocere anche la pasta vera e propria. Adesso tagliamo a listarelle il nostro speck. Voilà, anche in questo caso abbassiamo logicamente la fiamma. Come vedete io ho inserito del pepe sul fondo che serve per dare un po' più di sprint al piatto, quindi abbiamo abbassato totalmente tutta la fiamma. Voilà, quindi facciamo cuocere un po' il nostro speck e vi garantisco al 100% che si sente un profumino, ragazzi. Allora lo facciamo quindi giusto a brustolare un po'. Facciamo sciogliere un po' di grasso. Nel frattempo, come vedete, la fonduta continua ad andare. Andremo a girare un po'. Qualcosa di straordinario. Va bene così, ci pensiamo dopo a continuare. Una parte di questo prosciutto lo andiamo a mettere in un piatto. Andiamo a mettere in un piatto una quantità che andremo a utilizzare un po' come
decorazione sopra al piatto. Voilà. L'altra parte invece la andiamo a cuocere insieme alla pasta. Quando la pasta arriva all'ebollizione, possiamo trasferire la pasta direttamente in questo sughetto, ok? Dove la facciamo ravvivare un po' in questo sughetto e poi man mano aggiungiamo la nostra fonduta alla provola. Voilà, come vedete non arriva mai all'ebollizione, non la faccio arrivare all'ebollizione, si riscalda, come vedete la provola si scioglie, ok? Io non la faccio mai arrivare. Abbiamo aggiunto anche adesso qualche foglia di basilico. Assaggiamo e sta praticamente quasi prendendo il gusto. Aggiungiamo un altro po' di sale, il gusto della provola. Possiamo aggiungere, volendo, anche un altro po' di pepe. Qui dobbiamo aggiungere il sale per cuocere la nostra pasta. Voilà. E quindi possiamo aggiungere anche un po' di pepe, adesso lo andiamo a aggiungere. Voilà, il restante basilico che vi ho fatto vedere l'abbiamo inserito nell'acqua di cottura della pasta, così entro gli 11 minuti, ma già in questo momento fuoriesce l'odore del basilico dall'acqua della pasta, quindi elemento fondamentale che dà uno sprint di più di gusto. Quindi sono semplicemente 2-3 foglioline di basilico andate a mettere nell'acqua per la pasta. Voilà, allora adesso la fonduta è praticamente pronta, il formaggio si è completamente tutto sciolto, come vedete è rimasta liquida, non si straccia. A questo punto possiamo rimanerla così fino a quando poi non si cuoce la pasta, e quindi poi noi la andremo a inserire. Normalmente dovrebbe essere filtrata, però io aggiungerò anche in sé per sé la provola, perché la provola è bella averla là, quindi andremo ad aggiungere la provola e si sentirà completamente tutto il gusto dell'affumicato. Voilà, abbiamo messo la pasta, fonduta, pronta. Adesso a 5 minuti, 4 minuti di cottura della pasta, quindi mancano 4 minuti poi per terminare la cottura, si continua la cottura in padella, aggiungendo logicamente anche un po' d'acqua, ok? Quindi la possiamo anche aggiungere in questo momento, però aspettiamo che fa un po' di amido, quindi perché l'ho messa in questo momento, e quindi aspettiamo che fa un po' di amido. Arrivati a questo punto voi avete due scelte: o prima che finisce la cottura della pasta potete utilizzare un colino così, una bowl da cucina, non importa, quella di vetro, quello di metallo, quello che sia, un recipiente, quello che volete, e filtrate la vostra salsina. Quindi se voi volete solo e semplicemente la salsina, fate questo procedimento. Se a voi piace sentire la provola, sentire il filamento, vedete questo è un filamento di provola sciolto, quindi se vi piace questo effetto così, allora voi la lasciate così. La cosa importante è che non dovete aggiungere tutta la crema nello stesso momento, ma la dovete aggiungere poco alla volta fino a quando poi non si cuoce tutta la pasta. Quindi dovete calcolare nei restanti 4 minuti che resteranno di cottura della pasta nella padella, dovete aggiungere poi man mano o con il colino, e quindi fate direttamente, oppure lo fate già adesso e quindi dopo aggiungete il sughetto, oppure lo rimanete così. Questa è una questione di gusti, però se volete fare la cosa a regola d'arte dovete utilizzare il colino per poi prendere unicamente solo
il sughetto, però noi qui non è che stiamo a MasterChef, quindi ci accontentiamo. A me piace poi sentire il filamento della provola, mi piace, quindi metto tutto così, però metto logicamente sempre poco alla volta. Una cosa importante è che adesso incominciate a riscaldare la pentolina, aggiungendo logicamente un mestolo di acqua per poi continuare dopo la cottura della pasta. Quindi aggiungete un mestolo di acqua qua dentro, in modo che non si bruci poi totalmente lo speck, considerato che è molto fine. Quindi voilà. E quindi nel frattempo la pasta continua a cuocere, però per quando inseriamo la pasta nella padella praticamente la padella già è bella calda, quindi già possiamo inserire la pasta tra 1 minuto o 2 minuti. Voilà, abbiamo preparato anche un altro po' di basilico che andremo a mettere poi alla fine. Quindi adesso noi ci possiamo spostare l'acqua qui, possiamo chiudere qua e andiamo a prendere la nostra pasta così e la passiamo direttamente in padella, conservando l'acqua nel caso che vi serva. Logicamente qua abbiamo rimasto a fiamma alta. Ti fa comunque pure altra acqua, perché la pasta si cura direttamente dall'acqua di cottura, quindi già conserva in sé un po' di acqua ancora. Voilà, quindi facciamo una bella girata per insaporire tutto. Facciamo fare quindi 1 minuto di cottura così. Volendo potete già aggiungere un po' di pepe a questo punto. Noi l'andremo ad aggiungere. Voilà, abbiamo aggiunto anche un po' di pepe. Adesso man mano aggiungiamo la nostra fonduta. Vedete, facciamo così, in modo che si mischia bene anche con l'acqua che facciamo adesso evaporare. Comincia a insaporire tutto. Il restante lo mettiamo alla fine, quando l'acqua è praticamente vaporizzata. Facciamo evaporare tutta l'acqua, quindi bella a fiamma alta. Voilà, abbiamo aggiunto tutta la nostra fonduta, bella girata. Voilà, abbiamo aggiunto anche un po' di basilico per dare ancora di più la forza. Potete aggiungere anche un altro po' di pepe se volete. Impiattiamo. Voilà, allora ragazzi, porto a tavola perché altrimenti si raffredda tutto. Pasta affumicata, buon appetito a tutti, provatela che è ottima. Guardate quanto ne è rimasta. Ciao ciao a tutti.